Parla tifoso dell'Azzurra. Prima di affrontare questo duello cruciale contro il Milan, voglio chiedere a tutti di lasciare un like e di iscriversi al nostro canale per non perdere nessun aggiornamento. Importante sul nostro glorioso club, la nostra squadra ha dimostrato prestazioni incredibili, ottenendo 2 vittorie consecutive contro Verona e Union Berlino, portandosi in testa al girone di Champions League. Ora, la sfida è mantenere questa serie di vittorie consecutive e avanzare nelle posizioni in classifica. Questa partita contro il Milan è il primo bivio importante della stagione e il nostro allenatore, Rudy Garcia, è consapevole delle difficoltà che dovremo affrontare. Nelle ultime notizie sul Napoli abbiamo qualche cambiamento nella formazione. Osimhen e Juan Jesus sono fuori, ma Anguissa ha recuperato e dovrebbe partire dalla panchina. Cajuste potrebbe essere un'opzione a centrocampo, insieme a Lobotka e Zielinski. In attacco le opzioni sono Politano, Raspadori e Kvaratskhelia, mentre in difesa il dubbio ruota sulla scelta tra Mario Rui e Olivera sulla fascia sinistra. Dal Milan Pioli avrà qualche assenza, tra cui Chukwueze, Bennacer e Loftus, ma il ritorno di Okafor e Jovic in panchina. In difesa dovrebbero essere sulle fasce Calabria e Tio. Per la difesa la disputa è tra Kjaer e Kalulu al fianco di Tomori. A centrocampo dovrebbero essere le scelte Musa, Krunic e Reinders, mentre in attacco dovrebbero essere Pulisic, Giroud e Leo. Gli antipasti, le formazioni sono stabilite e la tensione è nell'aria. Ora è il momento di lasciare la tua opinione nei commenti. Come vedi questo confronto? Qual è la tua ipotesi per il punteggio finale? E non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità del Napoli. Sosteniamo la nostra squadra e speriamo in un'altra grande vittoria. Forza Napoli sempre!